Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. I controlli all'interno dei covi di Matteo Messina Denaro sono in corso e nel primo, che si trova a Campobello di Mazara in vicolo San Vito, sono stati ritrovati alcuni documenti. Denaro viveva da 6 mesi all'interno di questa struttura e della perquisizione se ne è occupato il raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri. Sulla documentazione repertata e ora l'analisi del RIS ci sarebbero alcune sigle e numeri di telefono. I controlli all'interno dell'abitazione in vicolo San Vito continuano. E ieri pomeriggio si è svolta a Castelvetrano, in provincia di Trapani, la manifestazione per celebrare l'arresto di Messina Denaro organizzata da Giuseppe Cimarosa, cugino acquisito del padrino che ha rinnegato il boss. Sono stati tanti i cittadini che hanno trovato il coraggio di scendere in piazza e a difesa dell'immagine dei siciliani è intervenuto il sindaco di Campobello di Mazara che ha detto: "Stop fango, il boss non era protetto dall'intera città, sta passando l'immagine distorta di un'intera comunità a protezione e a disposizione di questo mafioso. È un'immagine che respingo con forza perché penalizza una cittadina fatta di tante persone per bene", le parole del primo cittadino. CGIL, CISL, UIL e ACLI Palermo aderiranno alla marcia popolare antimafia Bagheria Casteldaccia che si terrà il prossimo 24 di febbraio. I 3 sindacati insieme alle ACLI hanno infatti ufficializzato la loro partecipazione al corteo organizzato dal Centro Pio La Torre per ribadire che la coscienza antimafia che spinse 40 anni fa cittadini, lavoratori, pensionati, studenti, istituzioni a scendere in piazza per dire basta a quella che fu chiamata la seconda guerra di mafia deve ancora guidare le azioni di tutti. Il corteo infatti rievoca quello del 26 febbraio 1983, quando migliaia di persone manifestarono contro la mafia in un momento in cui in quel cosiddetto triangolo della morte fra i 2 paesi del palermitano Cosa Nostra portava avanti la sua strategia omicida. Il flusso lavico sullo Stromboli, fuoriuscito dal cratere nord a partire da martedì scorso, non è più alimentato e la colata è in raffreddamento. Lo rende noto l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dell'Osservatorio Etneo. Nell'area craterica nord del vulcano prosegue l'attività stromboliana e di spattering. La stessa è più sporadica in quella del centro-sud. Nelle ultime 24 ore l'ampiezza media del tremore vulcanico non ha mostrato variazioni significative e si mantiene nell'intervallo dei valori medi-bassi. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 16.